Padore, fiera andato 2 volte anche issa quando via moventi con su militari. Sa prima innanti si de toccai a continenti con su cari. Sa seconda quando via tornato in s'isola o accabai su doveri. Sa prima volta zia Callina via contenta, che questo minetto fiera andando a conosci altro. Sa seconda si fiera posta a prangi. Ello, così atteso di che mandana. Badore era incumenzato a si pensare che sa gente teniera una visione un pago trotta dessa distanza in sisula. Issu si pensara che sa negi via pure vostra limba. Non ci era chi ni dus era convinto su di questa cosa, ma che a zia Callina, altro su merasa, si funta furriauso a pensare che di una bidda satra sta ragazzo mudara de su dotto. Chi nemo sopruso si comprendiera su un appari, e plus atteso via sa bidda e tanto plus a largo viera su fueddai, o a s'impressi. I differenzias avianta sempre per un mannasa, e tanto pure sa distanza smaniaiera. Biddas serenti si pago chilometros si stesianta in sarasa de mera, in su penso in soru, mancai chi si bidianta vinasa de su monticedo de bidda e tutto. Sa gente convinta de essi prazzia, ischirriata, istesiara, non scetti poneci de su stradoni maliposto dei romanus e del suo governo democratico, ma vinasa de sa legazza e tutto, chi slascaiera questa laccanasa, devoniera in dedda is personis, e a intendi uno scanto fuetus, un vago differenti, si viera come te fai in un viaggio, de tredisi che i viaggiatori de sottocentus, subra un umolente. Una consonante arrutta con mezzo di allega o una vocale mutata a cabo de paraula fianta studanti de 1000 chilometri su di distanza. Sisula non fiera bella un continente in su mare, fiera un continente mesu con questa misura. Gasi antanaradu, gasi medas si divunta convintus. Con questo metro, Pozia Gallina e po meras atrus, un'isola di 24.090 km quadrati pariera a Australia. Andai in un luogo a uno dove via da un vedonggio canteto differente, Bolianarri, andai a socorro dessa forca. Anzi no, sa misura fia sempre una bidda, a casino de pompo. Chi de piaressi in un luogo sperdio de diaderus, a tesumera, a parre de zia Gallina. In Tamasa, quando viera andau innanti si de muovi orvietto po succare, o sa zia, sa distanza, si viera sminorigata e incursara tutto in duna. A Orvieto, mira tanto, quando che se in gue, circa den che mascara biella a visitare a fa su fratile tuo. E questo bagliara pro tue. Fulano de per andare a studiare a Barcellona, e lottando, quando che sta in gue non che fa che tu non brinca a Malaga a visitare sos parentes di sterrados che hanno aperto un ristorante nie. Sa vergogna. Su Brasile tutto torrara nuda e pariera una dauleda de orto a confronto de sisula. Un continente mesu, remengo e se ne vine, se non vi viere stato su mare a li donare una laccana. In merasa, a parrimento de badore, si vianta convintus, o dusenta convintus d'essi strangius sunu un satru, e che strangius enta imparau a impittai una lingua strangia, così vori comprenda a pari. E questa vi era una cosa che non da comprendiera, plus pago de si storia pillata. Forse in periodo recente, ma voi siete mai chiesti come comunicavano i sardi prima? Ma noi i sardi del nuragico, no? Chi stiano de mamma e cose, mamma de su 30 battono, cioè scendevano a Sorradile, andavano a cose, ma secondo voi che parlavano a cenni, ognuno parlava il suo e ognuno lo capiva. Quelli che sono arrivati di Fonni e Desulo, i soschirros o bostros, non è che per dire quelli di Fonni non danno né su né su, loro dicono su ane, su cane. No, ma non è che sono andati lì a squadretta e a Beccedario a narrare che quello era il cane. Si comprendia, logicamente prima c'era più
confidenza anche in questo. Prima si parlava in sardo anche in quello. Una delle cose per cui si perde è che il sardo è diventato una cosa di, come si dice, non neanche di intimità, ma di rompere il muro dell'intimità. Stare in una città, se tu parli in sardo, è come se stai aprendo la porta del bagno quando stai. Nel senso, non dico, quando sei fuori dalla Sardegna, tutti sono sardi, a prescindere. Pagata in Trentino, dove sei sardo? Ecco le distanze, si riaccorciano e si mettono a parlare perché sono strangio in dommo anzena. Quando sei in casa, no, la casa diventa ancora più stretta e quindi diventa un mini condominio, questo appartamento mio, questo appartamento tuo, e come da bravi condomini, insomma, nelle città recenti non ci si parla neanche, ci si vede solo nelle riunioni di dovere. Questo è un fenomeno strambo anche quello, cioè in continente, cavolo, l'ho messo anche perché un racconto sul militare, in continente tutti quelli che erano militari, tutti, e si parlavano in sardo, e tutti erano sardi, a prescindere da cosa, ma lo stesso quando hanno fatto la guerra, la grande guerra, chiamavano i sardi proprio perché non capivano manco l'austriaco, e tra loro si capivano. Adesso invece il paradosso è fuori ci si capisce, quando siamo in Sardegna hai paura di andare dal barista di coso, anche perché poi scopri che magari il barista, a parte che o sei ueso, che lì c'è poco da sbagliare, però non c'è questa cosa, quasi quasi è come una sensazione pure di disagio, come ti permetti ci conoscevo chi stiano in sardo. A questo punto, invece in fora esiste commenti, se sardo, tanto siamo fratelli. E appunto il suo libro appunto di paragone della Sardegna, non quasi un continente, la Sardegna, il famoso slogan della regione. Sardegna quasi noi siamo continente e mezzo quando siamo in Sardegna. Se sbrumano su Brasile, quando infatti sia Callina e Coso hanno questa visione di Teulada, ma tutti quanti, Teulada per dar de vogu, qualsiasi cosa, ma com'è a casino. Forse a Pompo non hanno fatto la caserma, tanto era già di per sé a casino, però c'era questa cosa e manco chi se arriva le cose. Poi domanda sa, è storia anche quella, perché io l'ho messa nel romanzo, ma è vera storia. A me è capitato appunto di essere, quando sono andato in Erasmus, se sono andato in Spagna e non fai su brinco a visitare parentesi che sono in Malaga. Porca miseria! Ma dai farcela a Malaga, sono 3 volte sta Sardegna e poi mi nasce che sta casina di pompo per dare dei o fuochissimo. Potete questa percezione, a conoscere tutto un tutto minore, tutto piccolo, abbiamo il gatto piccolino, tutta spranta, sono animali stanno in una stazza, una misura più minore, però teniamo questa immensità, a volte che teniamo più minore dei territori, pare di una landa deserta, pare Safrica e cose. Invece, quando vanno a Sottrollo, in Europa, in Spagna, est paragona sul Lussemburgo, a San Marino, e vai, certo, vai, fai visita accompagnata. Cioè, nozione, e questa percezione delle distanze, appunto, la distanza linguistica è una delle cose che chiamiamo interiorizzavo e plus. Sta narrare chi stava da essere cose, tu non serve dei no, chissà dove arriva le cose. Poi invece il continente siamo tutti sardi, comprendiamo tutto a fare.
come ti capita, se uno capita ad andare sul circolo dei sardi di Cancun, in cui si stanno tutti in sardi, non si sono posto ormai questo problema, invece in Sardegna finimos de questionare vinas tra noi in sardo. E la trasmissione appunto de Salimba è spurusa, la mancanza de occasiones de questionada, ma non sa questionada, su un esperimento bello, spuru questa cosa di le room, le chat, gli incontri organizzati, però che andas a bere, tu andas al Libarium in Castello, cioè no, questioni belle in pruso in castigliano, in italiano, ma non in sardo. Pare di non essere una lingua adatta su coso. Andiamo su percepire a gas, man. È schizzitare.